cioè, nonostante, grazie a Dio, la situazione è rientrata, però comunque rimane uno strascico all'interno. Lucia Perruccio è la mamma di un bimbo nato prematuro, è stata ricoverata a 26 settimane per un inizio digestosi, i medici sono riusciti a farla arrivare a 28 settimane, ma poi è stata operata per un cesareo d'urgenza. Tutto è finito bene, racconta, ma la paura, quella resta. Comunque sei sempre con un po' di timore, un po' nei confronti anche del bambino stesso, del suo sviluppo di crescita. Il progetto che segue i bimbi come quello di Lucia si chiama Semi di Futuro. Viene definito un follow-up, un prendersi cura dei prematuri anche dopo il ricovero, e nella terapia intensiva neonatale del Santissima Annunziata di Taranto è stato finanziato dall'Associazione Delfini e Neonati. Il progetto prevede all'interno del team la presenza di un fisiatra, un fisioterapista e uno psicologo che insieme al neurologo neonatale fanno delle valutazioni a lungo termine, gestiscono le problematiche dei mini pazienti non solo in terapia neonatale ma anche nel territorio. Ieri era la giornata mondiale della prematurità e Taranto ha festeggiato illuminando di viola gli edifici delle istituzioni, ma anche con una piccola festa all'interno del reparto in cui associazioni, enti e istituzioni hanno donato qualcosa al reparto. Un reparto fatto di bimbi come Aurora, nata da poco, che pesa solo 500 grammi e vive nell'incubatrice. La sua mamma e il suo papà Cosimo sono seguiti dall'equipe che non li lascia soli. La bimba è stabile, proveranno ad estubarla, i passi li sta facendo, però vanno incrociate sempre le dita. Per la direttrice del TIN, la dottoressa Lucrezia De Cosmo, le nascite premature a Taranto non sono in aumento, ma sono sempre di più le patologie infettive e malformative e la necessità di assistenza in terapia neonatale. I fattori sono culturali, sociali e ambientali. I genitori, per esempio, hanno un'età sempre più avanzata. E una maggiore tendenza qui nel mio territorio alle infezioni batteriche e alle coramnoiti che possono facilitare la coramnoite e quindi la nascita prematura. Naturalmente noi di questo siamo pienamente consapevoli, la nostra cooperazione con il reparto di ostetricia e ginecologia è fondamentale per poter gestire al meglio la fase nascita e perinatale, e naturalmente la nostra assistenza è implementata non soltanto ad assistere il piccolo dal punto di vista ventilatorio, cardiaco, ma anche per quanto riguarda la problematica neurologica. Infatti noi abbiamo a disposizione, oltre all'ecografo, 2 video EG e 2 apparecchi NIRS che permettono il monitoraggio neurologico continuo dei nostri prematuri in TIN, e questo penso farà la differenza.